È una bellissima foto fatta dallo spazio, appunto, in cui si vede l'Europa e i due punti di luce più forti sono Parigi e il nord Italia, in particolare il nord-est. Questo per dire che mentre Parigi è connessa alla metropolitana, ha una politica urbanistica comune, è pensata come una città, il nord-est, ma il Veneto in particolare, limitiamoci al Veneto, di fatto è una città, perché tra Vicenza, Verona, Mestre, Padova, di fatto non c'è una soluzione di continuità, ma non è mai stato fatto niente per provare a tenerla insieme. Io faccio un esempio molto concreto su questo. Qual è la grande opera pubblica che Zaia ha senza problemi cancellato con un tratto di pena negli ultimi anni? La SFMR, cioè la metropolitana di superficie. Però ha fatto la pedemontana. Però ha fatto la pedemontana, che però diciamo ha un concetto un pelino diverso rispetto a quello che volevo dire io, e cioè la metropolitana di superficie di fatto, per dirla molto semplice, è un treno cadenzato ogni tot tempo, più stazioni, più treni che arrivano nelle stazioni piccole, le stazioni dei piccoli paesi, dei piccoli comuni. Quindi Impatto ambientale? impatto ambientale come qualsiasi opera pubblica ce l'avrebbe avuto, dopodiché il motivo per cui i treni regionali oggi sono così pochi, principale, è che non ci sono tracce ferroviarie, tradotto ci sono troppi treni su troppi pochi binari e quindi non ci stanno più treni. Quindi al di là della TAV o noi raddoppiamo i binari, oppure non solo l'SFMR ma anche un aumento del servizio dei treni regionali, davvero nelle ore di punta, cioè quelle che interessano, non ce l'avremo mai. Quindi su questo immagino che non saremo d'accordo. Per me, per esempio, questa è una questione su cui la regione è stata non carente, di più,